Buongiorno a tutte e a tutti. La storia dei minatori sardi è arrivata al cosiddetto periodo sabaudo. Dopo circa 4 secoli di dominazione spagnola, la Sardegna nel 1720 viene ceduta ai duchi di Savoia, che diverranno il re di Sardegna. L'attività estrattiva nell'ultimo periodo della dominazione spagnola, ricorderete, aveva subito un forte declino. I Savoia, per rivigorire il settore, decidono di affidare a una società privata la ricerca e lo sfruttamento di tutte le miniere sarde, con una concessione di 30 anni. Questa società chiama da tutta l'Europa tecnici e maestranze specializzate. I minatori sardi rimasero ai margini, relegati a svolgere mansioni di secondo ordine, naturalmente con salari più bassi rispetto a tutti gli altri. Fisico ritenuto poco resistente alle dure fatiche delle miniere, si legge in alcuni rapporti dell'epoca, che attribuiscono le cause alla malaria. Nel 1740 la concessione passa a un'altra compagnia, finanziata da capitali inglesi, che fu autorizzata anche alla fusione e all'esportazione di tutto il minerale estratto. Da questa data il settore si mette al passo con tutta l'Europa. La nuova società infatti introdusse l'uso dell'esplosivo nei lavori di scavo. Verrà modificata anche la struttura delle coltivazioni, passando dagli scavi verticali, ricorderete, alle gallerie orizzontali su più livelli, per aggredire i giacimenti. Questo periodo è ricordato anche per le grandi frodi nei confronti dello Stato sabaudo, ma soprattutto nei confronti delle maestranze, della cittadinanza e dei piccoli imprenditori locali chiamati ai lavori interni al settore. I padroni infatti appaltavano il taglio della legna, il trasporto del minerale e tutte le altre incombenze attorno ai villaggi minerari. La società mineraria pagava in natura con grano, quantità che venivano anticipate sia ai minatori che ai padroncini e che obbligavano i lavoratori a servire il padrone senza poter fiatare. Il grano veniva dato in anticipo. L'unica vera rivalsa in questo periodo arrivò dalla natura. Infatti la malaria, causa della gracilità dei sardi, decimò le maestranze straniere.